Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel commento, Veneziano, American Truck Simulator ragazzi. Oggi siamo a Jackpot e devo andare a Carson City a portare un aratro. È l'1:22 del mattino, cioè della notte anzi. E niente, siamo pronti a portare sto aratro. 700 km, quindi una tappa non cortissima, eh. Vai, cominciamo subito a pompare. Come già detto, per un po' stiamo senza multe perché ho bisogno di fare soldi, anche perché ho un camion, perché è una merda, cioè il peggiore della storia, è proprio brutto da vedere, osceno. Guarda che roba. Tra poco deve uscire anche l'Arizona, fioi, e l'Arizona me la godo, eh. Non vedo l'ora sinceramente. No, mamma mia, subito vaneggio. Noi siamo tornati a bomba sui simulatori, non vedo una voglia. Anche su Aerotrack ci saranno importanti novità perché voglio portare le carriere tutte vicine tra loro, quindi ho spostato il gioco da Origin, fermo, da Origin a Steam, così mi è più comodo. Ho preso il DLC della Scandinavia e si riparte, fioi. Quindi Fly Simulator, Eurotrack Simulator, American Truck Simulator, Bus Simulator, Gondola Simulator, il Cume Simulator. Addirittura c'è un gioco ragazzi che sta per uscire, che è Cume Simulator, simula la vita del Cume. In pratica è una vita fatta di calcio, sport, trombamenti generali e poi per finire non so più che cazzo dire, fioi, vaneggio acuto, no, fioi, mamma mia. Fioi, ho bisogno di vaneggiare, ho bisogno di giocare e staccare perché se vado avanti così veramente sclero, fioi. Mamma mia. Comunque ho notato che almeno con la mappa, con la mod, è più lungo fare tipo 600 km su Eurotrack rispetto a American Truck. Se non vorrei dire una stronzata, ma mi sembra così. E noi pompiamo, il Cume pompa, nello stato del Nevada. E come godo, libidine pura. Finora ho messo due mod, ho messo quella per i rimorchi reali e le aziende e quella per non avere per un po' le multe, perché fioi, cioè su Eurotrack è più facile far soldi, qua veramente è una roba, c'è una multa tipo 60.000 euro di multa, cioè, non so. Mi sembra un po' stracciatella sinceramente. Poco traffico a quest'ora. Come riabbassiamo un po'. Si abbassa un po' quando si abbassa anche lo limite proprio per non rendere irreale. Dai Cume, dai. Oh no, è stanco, il filo della mignotta è stanco. La cosa non mi piace. Ok. Ora abbiamo una 476 km di riserva e abbiamo fatto questo camioncino 5744 km. Ok. Lo stiamo già pompando sto camion, che non vedo l'ora di cambiare perché è una merda. Mi fa cagare abbastanza. Oh che bello, le strade sono belle libere. Comunque la differenza con Eurotrack, cioè se sto giocando bene tutti e due, cioè è marcata secondo me. Poi un messaggio. Mettiamo un attimo il Tom Cruise Control. Oddio, aspetta. Questo forse non l'avete mai visto, non mi ricordo se l'ho fatto vedere nel video. Stazione di Pesa. Devono controllare che non ci sia droga, penso, non lo so. Ok. Perfetto, grazie per la tua collaborazione. Però non posso dormire, porca tra, vabbè.
Tic toc, tic toc, tic toc. È abbastanza stanco il porco. Buono, infiliamoci. Perfetto. Se vediamo un attimo qua. Allora. Stiamo attenti a non fare danni adesso. Dobbiamo portarla entro giovedì alle 3:50. Entro un giorno, quindi proprio. Buono. E il cume c'è, signori, il cume c'è. Mancano 524 km. Tom Cruise Control e vai. Ai ai ai. Vediamo se becchiamo una stazione. Dobbiamo beccare qua, dobbiamo sia dormire che fare rifornimento. Quindi svoltiamo a Elko. A Elko City. Ok, non c'è un cazzo di nessuno. Tanto nanna generale. Vai. Stai riposando e si gode. Buono. Togliamo via. Andiamo a fare anche... No, no, come no. Ah no, a posto. Sì, poi c'ho anche la mod, quindi... Sti cazzi, però voglio comunque rispettare le regole. Buono. Perché non ci arrivo e non ci arrivo con la... Con la benzina. Carichiamo tutto completo. Abbiamo un serbatoio che è più piccolo di un appunto, cazzo. Ok. Sempre che vanno via soldi. No, non vedo l'ora di avere il sensore per poter girare senza il bisogno del mouse. Mi sono rotto veramente le palle. Red. Semaforo rosso. 200 km d'arrivo e questo paesaggio è un paesaggio tipico del Nevada, ma un paesaggio ricco di un cazzo praticamente. Rocce e deserto, figlio, non so. Stiamo pompando a cannone adesso, figlio. Comunque in realtà i danni ci sono perché il camion sta logorando. Le multe, dai, le multe abbiamo levato, bene, bene. Vorrei prendere almeno un camion più decente e poi rimettere tutto, chiaramente. Poi chiaramente ci saranno tutte le mod, però... Ecco, la mod delle mappe aspetto perché voglio capire in quanto tempo escono i DLC, come... Cioè, perché se esce l'Arizona, non so se sarà paga, penso sia gratis, però poi... Cazzo, anche a pagamento. Sbattimi... un bel po' di stati tutti su una volta, cazzo. Voglio fare coast to coast, Los Angeles, New York, cioè... È là che si gode, ragazzi, è là che domini, c'è poco da fare. Stiamo pompando, signori. Il cume pompa. Ma non nel senso che pensate voi, qua è finita, qua è finita! Mamma mia, l'ho rischiata qua, Qua l'ho rischiata. 8, Ero a 6, 7. Ma come è pazzo, il The Crazy è tornato. Il cume, ragazzi, eccolo qua, altro che Fernando Alonso col bus. Repsol di merda, vaffanculo. Marquez, vaffanculo anche. La Honda. Il cume adesso è veramente in una fase... In una fase Formula 1, ragazzi. Voglio spingere un po' sto catorcio. Qua rischio, mamma mia.
Se avevo la mod con la fisica reale, penso che andavo a spaccarmi la testa da qualche parte. Oh, cosa stiamo aspettando? Sti stronzi qua. Oh, vedi questo. Oh. Dai però, merdacce umane. Sì, sono stati qua mezz'ora perché sti stronzi non si fermano. Perché non possono fermarsi in autostrada, se no succede un incidente che ci ricordiamo fino al 6000. E io rischio. Vabbè vecchio, cazzi tuoi. Cioè, non posso stare là 10 ore perché sto stronzo, perché non ce ne... Cioè, perché ci sono 1000 macchine, se siamo in America, non in Italia, aspettavo a mezzanotte del giorno dopo. Ma sì. Ammazziamo tutti. Questo non è, è American Truck Simulator, ma è... Killer Simulator, sì. Però sono stati bravi a rendere i posti proprio con le proprie caratteristiche. Infatti per quello sono curioso di vedere gli stati del nord. Ma comunque, cioè, se tu mi fai... voglio New York con la torre... con la Statua della Libertà, con lo skyline newyorkese, cioè per cortesia, dai, non rompiamo i coglioni. Ma contentate il cume, cazzo. Siamo a Carson City, fiori. Se Las Vegas è la città del peccato, Carson City è la città del cazzo. Mi devo buttare, fiori. Se le ho scoperte tutte le città, vediamo. Po, 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 po. Arrivati siamo. Piccola panoramica comediana. No, le so altre 2 ore perché questi stronzi qua sono fermi. Per cortesia, no, guarda, non me ne foto un cazzo. Cioè, dai, 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 dai. Ma mangiami il cazzo. Polizia di merda. No, adesso qua non esageriamo, però. Devo arrivare che mi aspetta una zoccola, Carson, fiori. Alla pula, alla pula. Dai, no? Dai, no, a stronzo. Ah, più della mignotta. Ok. TikTok, 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 TikTok. Siamo arrivati, dai, dammi un parcheggio facile che non ho coglioni, devo andare a trombare adesso, no? Guarda, te pareva. Però lo devo fare esperienza, fioi. Ok. Oh. Allora. Vai Kume. Pitturala Kume, pitturala. Pittura Kume, pittura, 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 pittura. Pittura, pittura Kume. Il Kume sta pitturando. Ma come ci sono, fioi? Vabbè. L'avevo pitturata, ma non va bene. Yes. Very good. Vediamo se arriviamo a livello 7, non credo proprio. Infatti, ma vabbè. Buono raga, un altro lavoro andato, la Veneziani Trasporti ormai è in tutto il globo e anche oltre, perché fino adesso voglio parlare con la software house qua e sviluppare Mars Simulator e cominciare a portare gelati, trattori e quant'altro anche su Marte. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!